Di Vicenza, quanti abitanti ha? Sì, 13.000 abitanti. Ah, bene. Ecco, quando lei va al bar, perché so che lei piace andare, cioè non è solo social, un sindaco da social, ma anche un sindaco dalla strada, dalla prima linea. Ma di questa autonomia se ne parla in paese da lei? Ma sì, il tema dell'autonomia è un tema ricorrente in tutti i paesi e quindi anche a Chiampo ovviamente. Poi si legge il giornale, tutti leggono il giornale, anche al bar lo si legge, anche forse più al bar di altri posti e quindi l'autonomia diventa. Però appunto io penso che occorra essere precisi su questo punto, nel senso che io capisco l'euforia, è bella l'euforia, ci piace, anch'io vorrei, voglio dire, che si arrivasse domani all'autonomia, sono stato un grande sostenitore del referendum come penso tutti quelli che sono qui tra di noi. Occorre dire che lui domani è soltanto un piccolo passo in realtà di un percorso che è ancora molto molto lungo e su questo bisogna dirlo abbastanza chiaramente per non dare poi l'illusione nemmeno ai nostri cittadini. E questo passo e questo percorso lungo viene portato avanti soltanto se la compattezza dimostrata nel referendum la troveremo anche nei prossimi mesi che saranno cruciali, perché appunto occorrerà vedere se il governo terrà appunto soprattutto su questo tema cruciale, perché è ben vero che la Lega chiaramente su questo tema ha appoggiato fortemente la sua fiducia politica e ha fatto bene tra l'altro. Dall'altro lato ci sono altri movimenti politici che su questo tema non vogliono sentirci e quindi su questo versante appunto occorrerà vedere se il governo reggerà, perché se il governo non reggesse poi si tornerebbe appunto alla situazione ex ante e quindi ritorneremmo nella palude insomma, no? E quindi sotto questo versante appunto è bene che i veneti di destra, di sinistra, di centro, non mi interessa, si uniscono di fronte a questa tematica e capiscono che non è una lotta di partito di destra, di sinistra, di centro, ma una lotta dei veneti e nessuno ce la darà e nessuno ce la concederà, ce la dovremmo andare a prendere, voglio dire, anche con una lotta politica che dovrà essere abbastanza violenta talvolta, violenta verbalmente si intende, non certo fisicamente, proprio perché il processo per arrivare a quel punto è ancora un processo molto lungo.